Nuovamente ben ritrovati con 7 in punto, seconda parte della nostra chiacchierata con un biologo, in questo caso Giovanni Barbon. Ben trovato, dottore, e buongiorno a lei. È utile a questo punto per la chiacchierata che stiamo, l'approfondimento appunto che stiamo portando avanti, capire innanzitutto, parlare del DNA, che è fondamentale appunto per il vostro lavoro, ma anche per spiegare più semplicemente possibile, insomma, come si possa in qualche modo prelevare. È così complicato? No, il prelievo del DNA è assolutamente la fase più semplice dell'analisi. Di per sé il DNA può essere estratto da qualsiasi tessuto dell'essere dell'uomo, tuttavia quello che viene fatto è un semplice prelievo di sangue. Lo si può fare praticamente in ogni centro medico e poi il sangue viene spedito e noi procediamo ad analizzarlo. Semplice esame del sangue senza altre... Non c'è nessun esame in addizione a questo prelievo, quindi è solo un comune prelievo di sangue. Perché il pensiero appunto magari di chi deve avvicinare a un certo tipo di analisi. Analisi che vengono svolte poi con che tecniche particolari? Beh, la prima cosa da fare quando noi riceviamo il campione di sangue è l'estrazione del DNA. Il DNA appunto viene estratto dai globuli bianchi presenti nel sangue e una volta che abbiamo estratto il DNA si procede con una serie di tecniche che sono molto ben consolidate. La prima è la tecnica di PCR, la reazione a polimerasi a catena, che ci permette di avere un quantitativo necessario di DNA per poi passare alle fasi successive. La fase successiva è appunto quella del sequenziamento di Sanger, anche questa è una tecnica assolutamente efficiente e consolidata, e in pratica questa tecnica permette di decifrare l'informazione che è scritta all'interno del DNA. Ha detto scritta, si può leggere effettivamente poi l'informazione che voi vedete? Sì, quello che facciamo appunto è leggere l'informazione, allora cercando di semplificare molto i termini di questa tecnica. La tecnica di sequenziamento di Sanger ci permette di leggere il DNA proprio come fosse scritto su una pagina di un libro. Nel momento stesso in cui noi possiamo leggere questa informazione, possiamo anche individuare gli errori. Quello che noi chiamiamo errori in questo caso sono appunto le mutazioni che poi sono la causa della malattia. Abbiamo semplificato in 3 minuti più o meno quelli che sono invece anni e anni di operazioni sul campo. Ogni quanto cambiano, se cambiano appunto questi metodi? Allora, i metodi sono assolutamente standardizzati. Ciò che cambia in realtà è l'analisi di questi geni. I geni ovviamente andando avanti col tempo aumentano perché vengono trovate sempre nuove associazioni e con nuovi geni. Di conseguenza quello che noi studiamo adesso fra qualche anno potrebbe non essere sufficiente e potrebbe essere necessaria un'implementazione appunto dello studio. E quindi appunto un percorso anche questo che si evolve giorno dopo giorno, anno dopo anno, con quali prospettive? Le prospettive sono quelle che si aprono proprio in questi ultimi anni perché sono state inventate delle nuove tecniche che prendono il nome di Next Generation Sequencing, cioè tecniche di sequenziamento di ultimissima generazione. Con queste tecniche quello che si può fare è di andare a analizzare contemporaneamente molti geni differenti. Si può fare questo con costi più ridotti rispetto al sequenziamento di Sanger, cioè quel sequenziamento standard, e anche in una maniera più efficace e veloce. Parlato di costi, questo è appunto uno dei tasti dolenti, sostanzialmente sono operazioni molto costose. Beh, il sequenziamento ha un costo importante, il sequenziamento classico. Per quanto riguarda queste nuove tecniche, il costo ricade soprattutto sulla strumentazione. Di per sé l'analisi, poiché appunto si vanno a vedere molti geni contemporaneamente, alla fine il costo risulta inferiore. Ecco, dottore, quindi allo IOV come sta per avvenire questo implemento tecnologico? Beh, proprio in queste ultime settimane stiamo appunto andando all'acquisto di strumentazione nuova per applicare queste nuove tecnologie di nuova generazione e quindi l'idea che abbiamo è quella di applicare queste nuove tecnologie anche nel campo del cancro del rene in modo tale da analizzare tutti i geni che sono correlati a questo tipo di malattia. Grazie dunque a Giovanni Barbon, biologo.
grazie a lei appunto per aver partecipato con noi questa mattinata. A tra poco dunque con la terza parte di 7 in punto.